prezzo migliore. L'incontro con il ministro Toninelli, invocato a lungo dal sindaco Brugnaro, si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri a Cafarsetti, al centro i temi importanti per la città. A Mose finito, San Marco va comunque sott'acqua, lo sostiene il presidente Zaia commentando le dichiarazioni del ministro Toninelli sull'opera. Incidente sul lavoro a Noventa di Piave, una trentenne ha rischiato di morire mentre lavorava in una mensa bevendo una sostanza travasata nella bottiglietta. La sosta al Marco Polo è la più costosa tra tutti gli scali d'Italia, secondo la ricognizione effettuata dal consigliere 5 Stelle Davide Scano, che chiede al sindaco Brugnaro di premere su Save. Aiuti alle popolazioni venete colpite dal maltempo di questi giorni anche dalle camere di commercio delle varie province. Dopo l'emergenza della scorsa estate, la Regione Veneto corre ai ripari e lancia per il 2019 un piano straordinario di prevenzione per il virus del Nilo. Sanzioni più dure in arrivo per chi vive in alloggi sovraffollati nel comune di Venezia. Il nuovo regolamento di polizia urbana mette nero su bianco i divieti già contenuti in un decreto ministeriale del 1975. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano dunque l'incontro che c'è stato nel tardo pomeriggio di ieri tra il ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli e il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Naturalmente sul tavolo i temi importanti per la città a partire dal Mose. Sentiamo allora che cosa è emerso. Mose, salvaguardia della laguna. Il tema della legge speciale del turismo, qui sono i temi che un po' gli ho rappresentato molto velocemente, gli ho dato anche la documentazione che avevo ovviamente preparato, anche per dare continuità amministrativa a quello che stiamo facendo. L'incontro che il sindaco Brugnaro aveva chiesto più volte si è concretizzato lunedì. Il ministro delle infrastrutture e i trasporti Danilo Toninelli si è recato a Venezia. Sul tavolo i principali temi riguardanti la città. I dossier importanti su Venezia, io ce l'ho sulla scrivania insieme a tanti altri dossier. Li sto prendendo in mano in maniera molto pragmatica, come mi pare essere lo stesso sindaco. L'accordo è, una volta sintetizzato questo lavoro con un paio di soluzioni per ogni dossier, io torno qua, lui mi farà vedere tutto anche la città e diciamo le soluzioni che io voglio prospettare per questi dossier e insieme, perché non voglio fare calare nulla dall'alto, prenderemo decisione. Quindi penso che le prossime settimane, i prossimi mesi siano risolutivi per i problemi. Quando il ministro avrà letto con attenzione la documentazione fornitagli dal primo cittadino, ci sarà un nuovo incontro tra i due per analizzare le questioni in profondità. Mi sembra un segnale importante che un ministro della Repubblica, comunque in un momento anche per quanto particolare per il Veneto, però passi in comune Venezia, mi sembra un segnale che va registrato come un segnale importante e positivo. Brugnaro non era l'unico a voler incontrare il ministro ai trasporti. Di fronte a Cafarsetti si sono presentati alcuni attivisti no grandi navi per chiedere un incontro a Toninelli, inscenando una protesta con striscioni e vari slogan. La polizia è intervenuta tenendoli a distanza dal municipio. E a proposito di Mose, dell'incontro tra il ministro Toninelli e il sindaco Brugnaro, sentiamo nel prossimo servizio il commento del governatore del Veneto Luca Zaia, mentre il Consiglio regionale ha approvato finanziamenti per 15 milioni di euro nell'ambito della legge speciale per Venezia. Io so che sott'acqua ci sono quasi 5 miliardi di euro di opere, ne manca poco, forse l'ultimo miglio è esagerato, gli ultimi metri, gli ultimi piedi, per usare sempre la stessa unità di misura, per chiudere tutta la partita. Restano due grandi incognite, la prima se funzionerà, spero proprio di sì. La seconda, chi paga la gestione, costerà 80-100 milioni di euro la gestione. E una terza ce l'aggiungo io, ricordo a tutti che a Mose funzionante San Marco va sotto acqua. All'indomani dell'incontro tra il ministro Toninelli e il sindaco Brugnaro a Venezia si torna a parlare del Mose, alla luce di quanto dichiarato dallo stesso ministro, che però non ha ancora dato alcuna risposta chiara sulla questione, come evidenzia anche il presidente degli industriali marinese. Il ministro Toninelli ha detto che mi sembra che ha dichiarato che ha due soluzioni per tutto, vuole due soluzioni per tutto. Noi ne vogliamo una: finire il Mose, sbloccare le grandi navi, dare stabilità. Non possiamo andare avanti a spot pubblicitari. Basta con la pubblicità, è finito il tempo degli spot, è arrivato il momento del fare.
Ma in attesa di scoprire quali saranno le valutazioni del ministro, arrivano buone notizie dal Consiglio regionale Veneto, che in giornata ha approvato un provvedimento per riallocare rilevanti risorse finanziarie sui finanziamenti della legge speciale per Venezia, derivanti da economie delle spese accertate. Si tratta di 15 milioni. Un grande risultato ha evidenziato l'assessore regionale alla legge speciale per Venezia, Roberto Marcato, che consente di procedere sulla strada del risanamento della laguna, una nostra priorità. E a proposito di acqua alta e di maltempo che non accenna a mollare la presa dalla Regione Veneto, questa mattina, come pubblica Venezia Today, sul sito di Venezia Today, ancora maltempo, bomba d'acqua a Cinto Camaggiore, strade allagate. Questa mattina un'improvvisa pioggia ha provocato allagamenti nel Veneto orientale, 30 mm di pioggia in soli 20 minuti. L'evento non era previsto e non sono state comunicate allerte meteo, spiegano dal Comune. Il Consorzio di Bonifica ha confermato che fino alle 10 di martedì mattina non erano previsti eventi atmosferici di particolare intensità. Il sindaco Falcomera ha fatto sapere che sono stati eseguiti in tempo reale i controlli sulla rete idrica urbana. Molte strade sono state invase dall'acqua e anche alcune aziende agricole. La situazione è tornata alla normalità nel pomeriggio. E adesso la cronaca, incidente sul lavoro a Noventa di Piave, una donna di 30 anni ha rischiato di morire bevendo una sostanza travasata erroneamente nella sua bottiglietta. Intossicata da un potente acido che qualcuno aveva travasato nella sua bottiglia di Schweppes. Lo scorso 29 ottobre una trentenne di Noventa di Piave, disabile, regolarmente assunta con contratto a tempo indeterminato, liste protette come lavapiatti alla mensa di Via Fermi, ha rischiato grosso. Lavando i contenitori degli impasti per pizza ha bevuto da una bottiglia che era vicino a lei, convinta fosse sua. Dentro però c'era dell'acido, di quello utilizzato per sgrassare fornelli e altri elettrodomestici della cucina, quindi particolarmente corrosivo. Qualche collega, essendo quasi finito l'apposito contenitore, ha incautamente travasato il restante nella bottiglietta, senza apporvi alcuna indicazione. A quel punto la ragazza si è sentita andare a fuoco, ha chiamato aiuto e si è accasciata a terra. Poi è stata portata al pronto soccorso di San Donà di Piave, dove i medici sono riusciti a salvarla, ma non si sa ancora quali conseguenze possa aver riportato. La giovane e i suoi familiari si sono affidati a un legale per far piena luce sulla vicenda, soprattutto alla luce del fatto che è accaduto in un ristorante. E adesso la denuncia presentata in comune dal Movimento 5 Stelle. Le tariffe per la sosta breve all'aeroporto di Venezia sono il doppio di quelle del resto d'Italia. La sosta all'aeroporto Marco Polo di Tessera è la più costosa tra tutti gli scali d'Italia, secondo la ricognizione effettuata dal consigliere comunale a 5 Stelle Davide Scano, che chiede al sindaco di Venezia di premere su Save perché ritiri il divieto di fermarsi per più di 7 minuti al di fuori dei parcheggi. È il peggiore sia per la sosta minima gratuita, che è di soli 10 minuti, mentre invece nel resto d'Italia arriva a 15 e anche a 20 minuti. E addirittura a Bologna c'è una wait zone, cioè una area gratuita di 60 minuti per quelli che ti vengono a prenderla all'aeroporto, e ovviamente non per scopi commerciali. E poi addirittura abbiamo scoperto che la tariffa oraria, appunto che scatta dopo i 10 minuti gratuiti, è la più alta d'Italia. A Tessera, ricorda Davide Scano, la prima ora o frazione di sosta costa 6,50 €, a Palermo, Bergamo, Milano ne costa 3, a Catania 2, a Napoli 3,50, a Bologna 3,60, a Roma 6, ma ridotti a 3,50 se ci si ferma meno di mezz'ora, possibilità che da noi non è prevista. Per il pentastellato è dunque ingiustificato l'accanimento di Save contro gli utenti. Non paghi di tariffe doppie rispetto a quello che si paga nel resto del paese, sostiene. Hanno introdotto questa nuova limitazione che sta causando pesantissimi problemi alla circolazione ordinaria del vicino abitato di Tessera. La situazione a Tessera è di congestione pura e questo la dice lunga appunto anche su a quanto l'aeroporto interessi la popolazione e il territorio circostante, in cui, lo voglio dire una volta per tutte, Save e Marchi sono ospiti del comune di Venezia, non viceversa. All'indomani del crollo del ponte tra Jesolo ed Eraclea, i proprietari stanno valutando quale sia l'intervento migliore per riportarlo a galla.
Come è accaduto all'Isola del Giglio, anche nel Piave si cercherà di utilizzare dei galleggianti gonfiabili per permettere di sollevare il ponte che collegava da decine di anni Jesolo a Eraclea, affondato domenica per la piena del fiume. Questa è solo una delle ipotesi al vaglio dei proprietari, che dopo aver fatto alcune riunioni con le amministrazioni dei due comuni stanno incontrando ditte specializzate per programmare l'intervento di recupero. Tra le soluzioni al vaglio però c'è anche quella di utilizzare un particolare impianto di aspirazione in grado di far defluire l'acqua entrata nelle barche ancora ancorate al ponte. In questo modo potrebbe tornare in superficie anche da solo, senza ulteriori interventi e costi decisamente inferiori. Molto però dipenderà dallo stato della struttura finita sott'acqua. Il fango infatti non permette l'immersione dei sub, che potranno entrare in azione solamente quando il corso del fiume sarà più limpido. A quel punto si potrà avere un quadro più chiaro e decidere come intervenire. Lo vedete in sovrimpressione dall'inizio del nostro telegiornale, il conto corrente istituito dalla Regione Veneto per donare fondi da destinare alle popolazioni colpite dal maltempo della scorsa settimana. Carta e penna per segnarvi le coordinate, come per segnarvi il numero 45500 per SMS solidale o per una chiamata da rete fissa per donare sempre per le popolazioni colpite dal maltempo. E a proposito di aiuti alle popolazioni venete, anche dalle camere di commercio delle varie province della nostra regione. Sentite. A margine dell'inaugurazione del nuovo centro estero delle Camere di Commercio, cui ha preso parte il governatore Zaia, anche il presidente di Union Camere si è messo a disposizione della grande macchina della solidarietà attivatasi per aiutare il Veneto in ginocchio. Ieri sono stato in visita a Livinallongo e a Roccapietro proprio per vedere com'è la situazione. Certamente bisogna darsi da fare, ma lì ho visto che sono tutti operativi. Il problema non è in quanto ai danni alla struttura, ma più che altro pulire le piste dai sassi, e questo ovviamente sicuramente lo sapranno fare se il tempo ce lo permette. Cosa dovremmo fare noi? Sostenere l'economia con la promozione, tant'è vero che abbiamo in programma proprio nei prossimi giorni delle uscite nelle ambasciate di Bruxelles, di Berlino, per la promozione della montagna veneta, dei campionati mondiali, e quindi tra virgolette cade a fagiolo rimotivare la partecipazione e la presenza del turismo in Veneto. Purtroppo queste sono le condizioni, faremo il possibile come sistema camerale. Che si è attivato per dare il suo contributo alle popolazioni venete pesantemente colpite in questi giorni dal maltempo. Cito, Camera di Commercio di Treviso mette 150.000 euro proprio nella giunta di venerdì, Vicenza ne metterà altri 120.000, Venezia lo stesso, quindi il sistema camerale si è mosso. Stiamo pensando a un fondo perequativo proprio a sostegno delle calamità o delle difficoltà che ci sono, perché ogni anno c'è qualcosa, se non è la montagna è il mare, e quindi dobbiamo aiutare le nostre imprese a essere competitivi. Il territorio, il turismo tra l'altro è la prima fabbrica, se così vogliamo chiamarla, del Veneto, di conseguenza l'economia che è governata del Veneto tra virgolette dalle Camere di Commercio è qui parte attiva. Prima di fermarci per qualche istante di pubblicità, la cronaca sempre dalla pagina web di Venezia Today. Ricercato internazionale si nasconde in hotel a Mestre, arrestato. La polizia ha fermato un uomo di 33 anni e lo ha portato in carcere. Si nascondeva appunto in un albergo, è un 33enne serbo ricercato. Su di lui pendeva un provvedimento di cattura internazionale ai fini dell'estradizione emesso oltre un anno fa dalla Corte primaria di Belgrado per produzione e spaccio di droga. Gli agenti della squadra volante nella notte lo hanno raggiunto nell'hotel e lo hanno arrestato. E adesso ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità, tra poco. Signore. Di nuovo in diretta con le notizie da Venezia e provincia per parlare di virus West Nile, perché dopo l'emergenza, lo ricorderete, dell'estate 2018, la Regione corre ai ripari e lancia per l'anno prossimo un piano straordinario di prevenzione. Una disinfestazione larvicida a tappeto all'inizio di marzo e poi altri 2 interventi in estate per eliminare le zanzare adulte in tutti i comuni. Così la Regione conta di affrontare per l'estate prossima il virus West Nile, che negli scorsi mesi ha portato a 18 decessi nel Veneto.
I casi confermati sono stati 257, di cui 64 gravi, con una forma neuroinvasiva. L'ultimo contagiato risale alla fine di settembre, ma il monitoraggio, che avrebbe dovuto concludersi a ottobre, continuerà per tutto il mese in corso, in considerazione del protrarsi delle condizioni climatiche favorevoli al proliferare degli insetti. Va potenziato il rapporto con i comuni, perché ciascuno prenda coscienza, di quelle che sono le cose che si devono fare. Principalmente le disinfestazioni vanno iniziate molto precocemente, quindi nei mesi di febbraio-marzo, quindi ogni comune deve presentare un piano di disinfestazione. Prosegue anche l'attività di studio della malattia. A Venezia nelle scorse ore si sono confrontati esperti del mondo scientifico, del Ministero della Salute, delle ULSS e delle diverse regioni europee interessate dall'emergenza che ha colpito non solo Veneto ed Emilia-Romagna ma buona parte dell'Europa balcanica. Fondamentale per sconfiggere il contagio, concordano gli scienziati, è diffondere tra amministrazioni e cittadini una serie di buone pratiche. Ci vuole una manutenzione del territorio, quindi la pulizia dei fossati, il mantenimento delle aree verdi, tutto quello che può aiutare a non formare dei focolai. E poi il cittadino è venuto fuori molto forte il ruolo che ha nel ridurre i focolai larvali, nel fare in modo che nell'ambito delle proprie aree private non ci siano le condizioni perché si sviluppino nuove larve e nuove zanzare. Tolleranza zero verso il sovraffollamento abitativo nel nuovo regolamento di polizia urbana. Sanzioni più dure in arrivo per chi vive in alloggi sovraffollati nel comune di Venezia. Il nuovo regolamento di polizia urbana mette nero su bianco i divieti già contenuti in un decreto ministeriale del 1975, che dopo l'approvazione del testo consentiranno alla polizia locale di intervenire una prima volta per multare fino a 500 euro chi supererà i limiti previsti e una seconda per imporre i sigilli all'alloggio che dovesse nuovamente dimostrarsi irregolare. Lo spazio minimo previsto per una persona è di 28 metri quadrati, per 2 di 38, per 3 di 42 e per 4 di 56. Gli alloggi di maggiori dimensioni dovranno sempre rispettare un minimo di 10 metri quadri per inquilino. Una necessità riconosciuta anche dal PD, che però lamenta la mancanza di specifiche indicazioni riguardanti i minori. Nel momento in cui un nucleo familiare decide di vivere in un caso di sovraffollamento, molto spesso è perché non ha alternativa, non è per scelta vera di stare in molti su un appartamento, è perché appunto non ce la fanno e quindi il comune deve avere attenzione verso i minori provando a costruire un percorso adeguato. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, questa sera ospiti in studio l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Plan e il presidente di Latterie Soligo Lorenzo Brugnera. Con l'edizione veneziana ci fermiamo qui, ora le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata a tutti. Ben ritrovati al meteo. Continua a piovere sulle nostre regioni, sia pure in maniera meno intensa. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, con piogge e temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori. Non mancheranno comunque ampie pause asciutte e soleggiate. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime comprese invece tra 13 e 18 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Avremo condizioni spiccatamente instabili un po' su tutto il territorio regionale. Il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni piuttosto frequenti e localmente anche di moderata intensità, in attenuazione comunque durante le ore notturne. Temperature minime tra 12 e 14 gradi, massime comprese invece tra 15 e 17 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto lo scenario, anche sulla nostra regione infatti sarà possibile qualche pioggia, soprattutto sui settori meridionali, mentre sulle Alpi di confine non si esclude qualche pausa più asciutta e anche soleggiata. Temperature minime tra 8 e 11 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 10 e i 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.